per estorsioni e rapine, i carabinieri lo scovano a Povegliano. 53enne pericoloso ex esponente della Mala del Brenta bloccato in un blitz notturno, impiegati i militari del ROS e i corpi speciali del GIS. Decine di militari in azione, le porte fatte saltare con cariche esplosive, poi l'irruzione, il ricercato bloccato in camera. Stavo per costituirmi, ha detto, era tornato a Povegliano per i suoi cani e gatti. Il sindaco, shock per tutta la comunità. Attraversa sulle strisce ma con il semaforo rosso, 60enne investita da un bus MOM in centro a Treviso, è grave in ospedale, traffico in tilt. Non sono un assassino, le parole di Luigi Nasato davanti al giudice venezuelano nel processo per l'omicidio di Vincenza Saracino a Canizzano. Sul processo pende l'incertezza dopo l'attacco americano e la caduta di Maduro. Ennesima spaccata a Treviso, stavolta nel mirino il negozio Spigadoro in Viale della Repubblica. L'allarme mette in fuga il ladro, ma questo non consola il titolare. Nuova sosta e disagi a Treviso, duro faccia a faccia tra l'amministrazione e il nuovo gestore dei parcheggi che promette di sistemare tutte le criticità oltre ad aumentare il personale. Chiuso il centro di accoglienza migranti di Onè di Fonte, molte le persone che hanno bussato alla porta del sindaco per chiedere una sistemazione, un carico economico e di lavoro che mette in difficoltà il comune. A Montebelluna i funerali di Serena Zaia, che aveva raccontato in un blog e in un libro la sua battaglia contro il tumore al seno, il suo ultimo desiderio letto dal parroco, una legge a sostegno dei malati di cancro. Da pazienti dell'hospice pediatrico ai successi universitari, lottano fin dall'infanzia contro la distrofia muscolare ma non si arrendono, ed ecco le storie della padovana Emma, neolaureata in filosofia, e del trevigiano Filippo che studia storia all'università. Buonasera, bentrovati, eccoci in diretta con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali e dunque la cronaca, fuggito un anno dopo la condanna per estorsioni e rapine, i carabinieri lo scovano a Povegliano, pericoloso ex esponente della Mala del Brenta bloccato in un blitz notturno, in azione i militari del ROS e anche i corpi speciali del GIS. Sono arrivata e mi sono trovata tutte queste pattuglie dei carabinieri con tutte le porte, finestre tutte fatte saltare, e lui l'hanno arrestato, probabilmente lui è arrivato qua di notte o non so quando, e l'hanno portato via, ma sembrava veramente un assalto da guerra. Via Croce a Sant'Andrà, in azione nella notte insieme ai carabinieri di Treviso e Montebelluna, gli uomini del gruppo di intervento speciale di Livorno e quelli del ROS di Padova per la cattura di Ivan Giantin, 53 anni, il pregiudicato vicentino collegato alla Mala del Brenta, su cui pendeva un ordine di esecuzione pena emesso dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Venezia. Giantin deve espiare una condanna definitiva a 3 anni e 6 mesi di reclusione per associazione a delinquere finalizzata alle estorsioni e alle rapine commesse tra il 2018 e il 2021 nelle province di Venezia, Verona e Padova. Ma trattandosi di un soggetto di elevato spessore criminale, è stato messo in campo un massiccio dispositivo che ha trasformato l'abitazione del 53enne in uno scenario di guerra, come ci hanno detto i residenti, messi in allarme dalla doppia esplosione provocata per aprire sia il portone al piano terra che la porta del terrazzino, così da entrare rapidamente in casa. Mio marito l'ha sentito il colpo e diverse persone qua, io ho sentito anche stamattina una signora mi ha detto ho sentito un gran colpo. Ho sentito altre persone che hanno detto sì che è stato un botto. Un botto e anche la metto Bertilla e anche spari. Però l'autoambulanza e i carabinieri. Nessuno sparo è stato in realtà esploso. I militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Montebelluna e del reparto operativo del comando provinciale, supportati nel blitz dalle squadre speciali, hanno trovato il 53enne a letto. Lo scorso ottobre era sfuggito a un primo tentativo di cattura nella sua abitazione di Rubano, nel Padovano, scappando dalla finestra e rendendosi poi irreperibile. Gli investigatori sapevano che aveva trovato rifugio nel suo ex domicilio di Povegliano, dove è stato alla fine localizzato e arrestato. A riportarlo qui forse proprio il legame con i suoi gatti e il suo cane. Giantin non era armato e non ha cercato di reagire. Ai militari ha detto che stava pensando di costituirsi, che per lui, che in carcere c'è stato a lungo, altri 3 anni e mezzo non sarebbero pesati. L'operazione è stata gestita dall'Arma nella massima sicurezza, visto il soggetto. Agli inizi degli anni 2000 Giantin era rimasto coinvolto in un conflitto a fuoco con i militari dell'Arma a Ferrara, nel corso del quale era rimasto ferito gravemente
gravemente un carabiniere. Nel 2021 era nuovamente salito alle cronache per aver riorganizzato e diretto un gruppo di storici affiliati alla Mala del Brenta allo scopo di commettere estorsioni e rapine, reati per i quali è stato poi condannato. Il 53enne si trova ora rinchiuso in carcere a Treviso, dove sconterà la sua condanna. E dunque il blitz notturno e la presenza in paese di un ricercato dal curriculum criminale di peso, uno shock per l'intera comunità di Povegliano a partire dal primo cittadino. Ci siamo svegliati con una situazione un po', come dire, anomala e subito i cittadini mi hanno segnalato il blitz notturno. I vicini che erano stati svegliati durante la notte sono effettivamente, non dico ancora, ma hanno avuto una situazione di shock e non sono più riusciti a dormire fino al mattino dopo, e effettivamente è stata una sorpresa un po' per tutti, è stata anche perché ci sono state delle microesplosioni per far saltare i portoni come di usanza in queste situazioni, e quindi una situazione abbastanza rocambolesca. Sicuramente è stata una sorpresa che ci ha lasciato un po' con la bocca aperta, come si suol dire, però per fortuna ringrazio le forze dell'ordine, anzi faccio i complimenti per l'attività di intelligence e le ringrazio per l'intervento che è stato fatto. E ora veniamo all'incidente stradale invece che si è verificato nel pomeriggio in centro a Treviso. Una donna di 60 anni è stata travolta da un autobus e ora si trova in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita quanto si sa in questo momento, al Cafoncello. Vedo quest'autobus passare e sento una signora che gridava forte aiuto, 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 e io non capivo, non vedevo la signora, però vedevo che c'era la gente che diceva all'autista di fermarsi, di fare retromarcia. Ha riportato lo schiacciamento di un piede, ma ha rischiato la vita la donna di 60 anni finita sotto ad un bus della linea 3 della MOM tra Ponte San Martino lungo Sila Mattei a Treviso. L'incidente intorno alle 15 sulle strisce pedonali regolate da semaforo che in quel momento pare fosse rosso. Comunque eravate in attesa di attraversare la strada e il traffico? Noi stavamo ancora arrivando perché non eravamo neanche ancora arrivati appunto alle strisce, e sì, ci trovavamo penso 2 metri prima neanche, però sì, poi là ci saranno state altre 4 persone neanche, sì. Immediati soccorsi e ricovero in gravi condizioni al Cafoncello della donna, che è comunque rimasta sempre cosciente. C'era una signora che è andata dall'autista di fare faccia retromarcia, c'è una ragazza, c'è una signora che è incastrata col piede incastrato sotto la ruota. L'autista, secondo me, sotto shock, non capiva più niente ed non so, ha avuto un momento di panico secondo me. Sotto shock l'autista del bus, che nella nota diffusa dalla MOM conferma di aver avuto la traiettoria libera poiché il semaforo dell'attraversamento pedonale segnava rosso. In quel frangente la donna avrebbe comunque attraversato senza accorgersi dell'arrivo del mezzo. Sul posto la polizia locale per i rilievi per un incidente che ha mandato in tilt per diverso tempo il traffico in tutta la zona del PUT verso la stazione ferroviaria e lungo via Roma. Più sicurezza per gli autisti e un piano di prevenzione per le situazioni più a rischio. Oggi, proprio in tema di trasporto pubblico locale, c'è stato l'incontro in prefettura del presidente della MOM, Giacomo Colladon, dopo il grave episodio accaduto il 21 dicembre scorso in seguito al derby Treviso-Mestre. Sono trascorse più di 2 settimane dal grave episodio che ha visto coinvolto un autista della MOM dopo il derby calcistico Treviso-Mestre, nel quale l'autista condusse alla stazione il bus dei tifosi mestrini, nonostante le aggressioni di questi ultimi e i tentati assalti dall'esterno di quelli trevigiani. Un fatto che avrebbe potuto portare a conseguenze gravissime e a seguito del quale si sono mossi sia i sindacati sia lo stesso presidente della MOM per chiedere maggiore sicurezza. Nei giorni scorsi l'incontro con il questore, in mattinata quello con il prefetto. Noi abbiamo chiesto al prefetto e al questore che situazioni del genere ovviamente devono essere monitorate in maniera diversa, soprattutto perché io sono il datore di lavoro di tantissimi autisti, 440 autisti, e quindi ho la responsabilità anche della loro incolumità, e quindi bisogna trovare delle soluzioni diverse che garantisca la sicurezza di chi fa un servizio di questo tipo. Risposte che il Presidente si attende anche in modo rapido. Le risposte ce le daranno, ovviamente oggi è il primo giorno dopo
le festività, e quindi sicuramente le risposte per i professionisti dell'ordine pubblico ce le daranno in maniera veloce. Il tenente colonnello De Luca dei Carabinieri è presente su questa cosa, ha partecipato più volte anche a informative con gli autisti, quindi siamo già su una linea ben predefinita dalle forze dell'ordine. L'occasione della visita è stata anche quella di dare un riconoscimento all'autista che ha condotto in modo esemplare il bus in stazione, evitando guai maggiori. Poteva andare malissimo, l'autista ha fatto delle cose giuste e non è da tutti, ha portato in stazione 70 persone che in quel momento avevano ovviamente intenzioni diverse, e questo sicuramente è stato un fatto importante per l'ordine pubblico, quindi il prefetto ha voluto manifestare questo aspetto, che è stato un aspetto importante per la sicurezza della città. L'atto è successo a Santi 40 e ha detto il prefetto e anche il questore che da Santi 40 arrivare fino alla stazione è stato molto più lungo che arrivare a Padova. La cronaca giudiziaria, il femminicidio di Vincenza Saracino a Canizzano. Si è dichiarato innocente di fronte ai giudici venezuelani il 35enne accusato dell'omicidio della donna nel 2024. Si è professato innocente respingendo l'accusa di essere un omicida. Luigi Nasato, il 35enne a processo in Venezuela per la morte della 50enne Vincenza Saracino, uccisa con 5 coltellate e trovata senza vita in un casolare abbandonato a Canizzano il 2 luglio del 2024. Nel corso dell'ultima udienza Nasato ha dichiarato di fronte alla Corte di non essere un assassino, ha dunque ribadito la posizione tenuta fin dall'inizio, sostenendo di essere estraneo al delitto e di esserne ingiustamente incolpato. Di contro, l'impianto accusatorio della procura è solido, un elemento per tutti il DNA del 35enne trovato sotto le unghie della donna e sulla sua bicicletta. Ma sull'intero iter giudiziario pesano anche le mutate condizioni politiche nel paese sudamericano, in preda all'incertezza a più livelli. Nasato era stato arrestato alla fine di quell'estate dall'Interpol non lontano da Caracas. Nel marzo di un anno fa il rifiuto delle autorità locali di estradarlo in Italia, avendo lui la doppia nazionalità italiana e venezuelana. Parliamo di furti, c'è stata l'ennesima spaccata a Treviso, stavolta nel mirino è finito il negozio Spiga d'Oro di Viale della Repubblica. L'allarme ha messo in fuga il ladro che se n'è dunque andato a mani vuote. Verso le 2 mi è suonata l'allarme, mi ha chiamato la sicurezza dicendomi che era stata sfondata la porta d'ingresso, al che io sono tornato subito in negozio e purtroppo ci siamo accorti appunto del buco che era stato fatto. Porta automatica sfondata, probabilmente con una sedia presa da uno dei plateatici dei locali vicini, l'ennesima spaccata a un'attività commerciale della città sabato sera al negozio Spiga d'Oro di Viale della Repubblica, dove il ladro solitario ha ben presto dovuto desistere dal suo intento. Appena entrato è suonata l'allarme, è uscito ed è scappato via. Non ci sono stati per fortuna furti all'interno, purtroppo il danno quello c'è e tutto quello che ne va dietro. Tra Natale, Capodanno ed Epifania i colpi sono stati quasi una decina, con ladruncoli spesso e volentieri già noti alle forze dell'ordine a caccia dei fondo cassa, qualche centinaio di euro, a volte solo spiccioli. In strada Ovest è intervenuta la polizia, che ha acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza del negozio e un nome già ci sarebbe. Spiga d'Oro già presa di mira dai malviventi in passato, in particolare nell'area caffetteria. L'ennesima incursione non fa stare tranquilli. Adesso tutto sommato, insomma, la porta c'è, però il pensiero ogni sera rimane costante, ecco. Ladri che arraffano tutto, anche i salvadanai con le mance per i dipendenti, come è successo all'osteria Dalla Gigia di Vicolo Barberia, a 2 passi da Piazza dei Signori, con la titolare Tosca Abusato che, oltre a denunciare l'episodio, ha anche pubblicato sui suoi canali social il video del furto, con l'autore del colpo entrato nel locale a volto scoperto impugnando una forbice usata per tagliare il cordoncino che teneva legato il maialino di ceramica al bancone. Ho pubblicato più che altro per i miei vicini e colleghi, perché riconoscendolo dal volto possono appunto prendere dei provvedimenti se lo vedranno. Bisogna smetterla, bisogna cercare di dare uno stop a questi personaggi che pur con telecamere e venendo poi riconosciuti girano per la città tranquillamente, senza paura, senza nessun pensiero e bisogna iniziare ad agire, a fare qualcosa, perché oggi è una forbicina, domani magari entra con qualcosa di più pericoloso e quindi è giunto il momento di fare qualcosa.
Ha rimosso il lucchetto e poi si è allontanato velocemente in sella a una bici elettrica del valore di 4.000 euro il giorno della vigilia dell'Epifania a Treviso. Il tutto sotto gli occhi di alcuni testimoni e dello stesso proprietario del mezzo. Sono stati proprio le loro indicazioni a consentire agli agenti delle volanti di individuare in poco tempo il presunto responsabile del furto. Un noto pluripregiudicato 28enne trovato dalla polizia mentre tentava di nascondersi nei pressi della sua abitazione a Silea. Gli agenti hanno poi recuperato la bici rubata che era stata nascosta sul retro dello stabile. Il 28enne è stato arrestato per furto aggravato e denunciato per la violazione del foglio di via emesso nei suoi confronti dal questore di Treviso nel febbraio scorso. Questa mattina si è tenuta l'udienza di convalida con il GIP che ha disposto la misura del divieto di dimora nel comune di Treviso. Voltiamo pagina. Il 31 di dicembre ha chiuso i battenti il centro di accoglienza migranti di Onè di Fonte. Molte le persone che hanno bussato alla porta del sindaco per chiedere a questo punto una sistemazione, un carico economico e di lavoro che ha messo in forte difficoltà il comune. La foto del tavolo della giunta di Fonte è l'immagine simbolo di quanto accaduto nel comune trevigiano nell'ultimo periodo. È stata scattata lo scorso 31 dicembre. Colori, disegni, qualche biscotto per i bambini del centro di accoglienza straordinaria di via San Nicolò, che quel giorno è stato chiuso definitivamente dopo anni di polemiche e scontri politici. Sul tavolo della giunta quel giorno abbiamo dovuto accogliere un paio di famiglie con dei bambini minori che avevano cessato la loro possibilità di stare all'interno del CAS. È stata data comunicazione che non avevano più titolo di stare dentro e i servizi sociali sono attivati subito. Il centro migranti ora è vuoto, tutto tace. I 75 richiedenti asilo che ospitava se ne sono andati, ma non tutti in verità. Alcuni con residenza a Fonte hanno bussato alla porta del sindaco. Quando un ospite non ha più titolo di stare al suo interno, avendo la residenza nel comune dove è ospitato il CAS, cioè in questo caso a Fonte, ricadono sul welfare sociale. Abbiamo avuto diversi casi dove di fatto mamme con bambini fragili, disabili, non potendo sostenersi autonomamente, si sono ritrovati a doversi affacciare alla nostra porta. E quindi questo da solo non ce l'avrei mai fatta, perché si parla davvero di spese. Una comunità di mamma per bambino, dico sempre, sono 90 euro circa al giorno per minore e per maggiorenni sono 45 euro al giorno. Moltiplicatelo per il numero di giorni che ci sono in un anno e viene fuori una cifra che per noi è stata superiore ai 200.000 euro. Una spesa enorme che Fonte ha potuto sostenere soltanto grazie al contributo della conferenza dei sindaci. Ma il primo cittadino denuncia: siamo in emergenza, il Ministero non può lasciarci soli. Abbiamo bisogno che il Ministero, quando ci sono questi casi qui, non ci lasci solo, ma che davvero ci dia la possibilità e fondi per poter sopperire a queste esigenze. Sparito il cibo per i poveri raccolto nella chiesa di Biadene di Montebelluna. Il parroco si rivolge al responsabile: se hai bisogno chiedi, non rubare, ha detto. Non ha fatto nemmeno in tempo a depositare dentro questo scatolone la spesa che aveva fatto per i più poveri che le 2 borse sono letteralmente sparite, portate via da un uomo. Protagonista una parrocchiana della chiesa di Biadene di Montebelluna per un fatto accaduto qualche giorno fa e alla quale non è restato altro che raccontare tutto al parroco Don Davide Frassetto, che innanzitutto, in relazione proprio alla situazione, lancia un messaggio ai parrocchiani. E spero che non ci scoraggiamo di fronte a qualche episodio così che magari nell'immediato non aiuta. Intanto lo scatolone servirà solo di rappresentanza e a garanzia dei benefattori i prossimi generi alimentari saranno depositati in canonica. Del resto, sottolinea Don Davide, chi ha compiuto il gesto sarebbe lo stesso che in più occasioni ha sottratto le offerte per le candele, almeno stando ai filmati delle telecamere interne. Piccoli furti, certo, segno di una situazione difficile, forse anche di tanta solitudine. Per questo il parroco si rivolge direttamente a chi si è portato via le offerte per i bisognosi. Facciamo sapere che se c'è qualcuno che ha bisogno, il centro di ascolto della Caritas sia di Biadene che di Montebelluna sono disponibili ad aiutare, insomma ci mancherebbe. E conclude Don Davide, sono sicuro che comunque nella nostra comunità, nonostante furti e sottrazioni, non mancherà mai la solidarietà. Credo che sia importante non
non arrendersi di fronte a queste cose e continuare nello stile della generosità. Noi ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, tra poco. Ritorniamo in diretta da studio, ben trovati. Andiamo nel capoluogo a Treviso adesso perché c'è stato questa mattina il duro faccia a faccia tra l'amministrazione comunale e il nuovo gestore dei parcheggi che promette di sistemare tutte le criticità che sono emerse nei primi giorni della rivoluzione della sosta in città, oltre ad aumentare il personale per dare risposte alle richieste dei cittadini. Insieme all'assessore De Checchi abbiamo incontrato i vertici dell'azienda, li abbiamo richiamati su quella che deve essere la qualità del servizio, sulla disponibilità degli orari, soprattutto consapevoli che magari i primi giorni del rinnovo degli abbonamenti ci sarebbe stato più afflusso, però abbiamo avuto garanzie sull'incremento degli orari e sull'implemento anche del personale e soprattutto nelle prossime settimane verranno ripristinati le numerazioni dei parcheggi mancanti, così come la sostituzione di tutte le colonnine come previsto dal contratto. L'inizio per il nuovo gestore della sosta non è stato certo dei migliori, tra colonnine non funzionanti, app che non permetteva i pagamenti, uffici chiusi e caos rinnovo dei contratti. Il sindaco ha voluto prendere in mano la situazione e confrontarsi con SIS, che ha promesso di rimediare ad ogni mancanza. Duro il faccia a faccia in mattinata in una videochiamata dai toni anche accesi. Siamo partiti con il piede sbagliato, però la volontà di entrambi francamente è quello di recuperare, quindi se ci sono stati dei disservizi per i cittadini sono il primo a scusarmi, l'obiettivo è che non succeda più. Serve ancora tempo comunque per l'adeguamento dell'app e del pagamento composto carta di credito e serviranno un paio di mesi per sostituire tutte le colonnine. E mi preme sottolineare che il mancato funzionamento di alcune colonnine riguardava 5 colonnine su 52, quindi è vero che c'è stato un problema al sistema, è altrettanto vero che riguardava 5 colonnine e non la totalità del sistema. Anche da questo punto di vista, una volta completato tutto l'iter, le colonnine verranno tutte sostituite. Infine la questione tariffaria. I residenti abbonati del centro che hanno pagato una cifra superiore è perché hanno scelto il pagamento mensile. Abbiamo lavorato su più fasce, l'abbonamento semestrale e annuale, che è quello utilizzato dalla quasi totalità dei residenti, è rimasto invariato. C'è stato un leggero aumento per chi invece utilizza la modalità mensile o bimensile, quindi voglio dire abbiamo fatto una scelta su scala temporale più lunga proprio per favorire i residenti. 6 mesi e un anno la tariffa è rimasta invariata. Fuori la politica dagli ospedali, l'attacco del Partito Democratico a Treviso dopo la calza dell'Epifania donata ai bimbi della pediatria dell'ospedale da una delegazione di Fratelli d'Italia che però replica strumentalizzazione. Personalmente, da padre e da nonno, sono ben felice se ieri ho regalato un sorriso a dei bambini che hanno passato un'epifania diversa. Questo era il senso del gesto, questo è come io lo intendo e come l'ho vissuto e come Fratelli d'Italia l'ha voluto. Spegne così il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale Guido Bertolazzi le critiche che il PD ha sollevato nei confronti dell'iniziativa messa in campo da alcuni meloniani il giorno dell'Epifania, ovvero la visita al reparto di pediatria del Cafoncello dove sono state consegnate ai piccoli ospiti delle calze tricolori, chiaro simbolo politico, dicono a sinistra. La trovo una polemica estremamente sterile, priva di fondamento. Mi viene quasi a sorridere se non fosse per la natura e mi viene da pensare che forse hanno paura che vogliamo rubare il lavoro a loro, che sono bravissimi nella strumentalizzazione politica. Noi non abbiamo bisogno di questo tipo di propaganda, forse loro sì. Calze tricolori, insomma ce n'erano anche di rosse e posso garantire che non eravamo lì a fare propaganda per il PD. C'era la fascetta tricolore, sì, ma il tricolore non è il simbolo di Fratelli d'Italia, il tricolore è il simbolo di tutti gli italiani, o meglio, perlomeno di quelli che credono
nei valori dell'Italia e nei valori che la nostra bandiera rappresenta. Di tutt'altre idee il circolo trevigiano del Partito Democratico, che ribadisce con forza la natura politica dell'iniziativa, che ha visto coinvolti la presidente del circolo di Fratelli d'Italia Marina Bonotto, il vicepresidente Luca Cogo, la militante Marta Leibanti, Claudio Borgia, capogruppo di Fratelli d'Italia in Regione, ed i consiglieri comunali Guido Bertolazzi, Davide Acampora e Carlo Alberto Correale. Se fossero andati singolarmente a portare delle calzette senza farsi la foto, peraltro in posa davanti all'ospedale, credo che la strumentalizzazione sia proprio loro con tanto di foto. Questo lo trovo molto grave e offensivo per le persone che stanno male. La critica della strumentalizzazione è quindi rimandata al mittente. E io lo trovo gravissimo questa strumentalizzazione, perché si può fare una donazione personale andando a trovare dei bambini, ma farlo anche con tanto di spot è grave e soprattutto non rispetta la situazione in cui si trovano questi bambini, che sicuramente è una situazione molto difficile, per cui io spero che non ci sia stata un'autorizzazione da parte dell'ospedale, ma credo che non ci sia stata, e questo mi pare veramente molto sgradevole e anche antipatico per le famiglie, anche se il gesto di per sé è un buon gesto, però non si fa con una sigla politica, bisogna rispettare le persone che stanno male e soprattutto i bambini. Cambiamo argomento, andiamo a Montebelluna, dove in tanti oggi hanno reso omaggio nella chiesa di Biadene a Serena Zaia, che si è spenta l'ultimo giorno del 2025 a 41 anni dopo aver combattuto a lungo contro il cancro, e nell'omelia il parroco ha letto proprio l'ultima richiesta che Serena ha fatto alle istituzioni. Propongo qui un tuo pensiero, una tua richiesta, perché lo Stato, la legge, arrivi a prevedere una maggior tutela delle persone metastatiche. Crediamo che il nostro bel paese possa arrivare anche a questa forma di protezione. Questa è la richiesta di Serena Zaia, letta dal parroco Don Davide Frassetto nel giorno dei suoi funerali, iniziati con queste parole nella chiesa di Biadene di Montebelluna. Serena si è aperta al dolore, alla vulnerabilità degli altri, non solo il suo, con amore, con amicizia, con compassione. Ed è questo il valore della sua vita, ed è così che potrà continuare a vivere dentro a ciascuna delle persone che è qui oggi. Serena Zaia si è spenta l'ultimo giorno del 2025 a 41 anni dopo aver lottato a lungo con la malattia. E in tanti, oltre 300 i presenti, hanno voluto partecipare alle esequie officiate da Don Davide Frassetto. Riconosciamo il tanto ricevuto da te, l'energia, l'allegria della tua vita, la gioia nei tuoi occhi, del tuo sorriso, ci lasciano intravedere cosa ha voluto dire nella tua vita vivere. In prima fila il marito Antonio, i genitori Anna Maria e Giorgio, la sorella Margherita, mentre tra i banchi anche chi continua la sua lotta contro la malattia. Serena, sei punto di riferimento per tante donne che vivono o hanno vissuto la tua situazione. Messaggio di speranza per tutti. So di qualcuno che dice: mi basta leggere qualche pagina del libro di Serena e riprendo a vivere. C'è un mondo buono, di cui forse parliamo troppo poco. Questo bene, questo buono, questa luce che abbiamo trovato anche in te, Serena, fa vivere la vita sempre e comunque. Vivere la vita, quindi, ha concluso Don Davide, per un addio, ma anche in una promessa da parte di tutti i presenti. Guarderemo in faccia la vita come si guarda il mare, che tu amavi e che portavi negli occhi, senza timore delle onde, con il coraggio di sentirci fragili e con la passione di chiedere che cosa c'è oltre l'orizzonte. È questo che possiamo fare per te, Serena, è questo che faremo. E ora le storie di Emma e Filippo, pazienti dell'hospice pediatrico di Padova, che grazie alle cure hanno realizzato il sogno di andare all'università. E intanto sono stati affidati i lavori per l'ampliamento della struttura hub per le cure palliative in Veneto. Avere dei tipi di cure che potessero gestire tutto ciò che sono le problematiche relative a una malattia come la mia e averle sotto controllo e saperle gestire nell'emergenza ha fatto sì che io, oltre che vivere nel vero senso della parola,
potessi anche poi effettivamente avere degli interessi, esprimermi, avere dei sogni e quindi andare avanti con la mia vita come fa qualunque altro essere umano. Emma e Filippo sono due giovani veneti che sono stati pazienti fin dall'infanzia dell'hospice pediatrico di Padova e nonostante la loro malattia sono riusciti a studiare e a realizzarsi nella vita. Filippo, residente a Vittorio Veneto in provincia di Treviso, è un grafico freelance e studente di beni culturali a Ca' Foscari a Venezia. È appena tornato da Dubai, dove è andato in viaggio con sua sorella, perché viaggiare per lui è una vera passione. Sfidare me stesso, se posso, viaggio tanta stanza. Emma è laureata in filosofia a Padova, ora sta studiando semiotica a Bologna. Nel suo futuro vorrebbe proprio usare questa materia per abbattere gli stereotipi sulla disabilità. Molto spesso, proprio perché ci sono sempre state anche delle barriere nel mondo vere e proprie, le persone con disabilità non sono state molto bene spesso integrate in ciò che è la società. Questo comporta sempre una visione della disabilità come se fosse qualcosa di diverso o comunque alieno, quando in realtà fa parte e farà parte della vita di tutti prima o poi. Il nuovo hospice pediatrico di Padova giunge al traguardo, quindi è stato deliberato alla vigilia di Natale l'affidamento dei lavori dopo che la Fondazione La Miglior Vita Possibile aveva donato il progetto esecutivo della nuova casa dei minori sottoposti a cure palliative, un'opera già finanziata per oltre 10 milioni di euro. La prima pietra dovrebbe essere posata entro 6 mesi. È un grande impegno da tutti i punti di vista, etico, civile, sociale, ma che viene fatto davvero convintamente da tutti perché la causa è importante, la causa di garantire a questi ragazzi, bambini colpiti da una malattia difficile e spesso rara e quindi anche complessa da combattere, quella che noi definiamo come la miglior vita possibile. Al banco solidale dell'Associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi adesso, perché è arrivata la Befana con le sue immancabili calze. Ecco Paola, è arrivata la Befana. Befana, prendila tu. Ecco che sei, ecco. Prendi. La Befana nel suo lungo girare è arrivata anche al banco solidale dell'Associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi di Mirella Tuzzato. Ad accompagnarla Auser Polaris e il comune di Silea. Oggi si va al banco perché abbiamo portato la Befana. La Befana che tra l'altro per fortuna è l'ultimo giro perché non ce la fa più. Non ce la faccio più. Dalle case di riposo ai ragazzini, alle famiglie, e quindi oggi gli abbiamo chiesto un surplus di lavoro, gli abbiamo detto guarda poi vai in vacanza e siamo qui. Una Befana solidale che in questi giorni ha regalato, oltre alle immancabili calze, anche un momento di gioia agli anziani di una casa di riposo, ai bambini delle famiglie in rete e agli ospiti di una comunità per disabili. È una Befana che in questi giorni è stata molto impegnata sul sociale, ad aiutare, ad avere un pensiero per chi naturalmente è più fragile. Pertanto, dove siamo stati? In casa? Casa di riposo. Perché anche l'Alzheimer è per quello, anche su questo noi ci stiamo lavorando. Sono un po' stanchina, però ho avuto anche tanta soddisfazione e allora sono contenta di aver fatto questa esperienza. Spero anche l'anno prossimo, se l'età me lo permette. I volontari di Veneti Schiacciati dalla Crisi hanno lavorato per rendere questa epifania indimenticabile tra calze, giochi e sorprese. Si rafforza così ancora di più la collaborazione tra il comune di Silea e l'associazione di Mirella Tuzzato. La ringraziamo la Befana che arriverà e quindi siamo contenti di poter dare questo personaggio anche un po' agli anziani, a tutte le persone che vengono qui, che danno un momento un po', si allunga un po' la festa, ecco, diciamo di Natale. Ringrazio anzi Mirella Tuzzato perché ci ha sempre dato la possibilità di collaborare, per noi è importantissimo come associazioni collaborare gli uni con gli altri. E adesso andiamo alle notizie dal Bellunese. E dunque
la fortuna bacia le Dolomiti Bellunesi. In questa edizione della Lotteria Italia 2025 è stato infatti venduto ad Auronzo di Cadore, nella ricevitoria Fotoottica Capri, il biglietto che si è aggiudicato il premio speciale da 300.000 euro. Un'emozione grande per la titolare, che spera di aver portato fortuna proprio a un cittadino locale, un residente. La ricevitoria infatti aveva venduto alcune centinaia di biglietti, molti dei quali acquistati dagli abitanti del paese. Il tagliando da 300.000 euro risulta essere stato staccato prima delle vacanze di Natale. Ad Auronzo la notizia si è diffusa rapidamente, non sono mancati festeggiamenti, ora rimane il mistero sull'identità del fortunato vincitore, ma in paese l'anno nuovo è iniziato con un sorriso e un pizzico di speranza in più. A Feltre adesso, con l'amministrazione comunale che delinea le strategie per il 2026-2028, previsti investimenti importanti possibili grazie al PNRR, tra i capisaldi la messa a norma degli edifici scolastici. Opere pubbliche. A Feltre si guarda già al 2028, tenendo in primo piano la sicurezza scolastica e i servizi alle famiglie. E questo è il mainstream del nuovo programma delle opere pubbliche, che per il solo 2026 prevede investimenti che vanno oltre i 5 milioni di euro. La quasi totalità degli interventi previsti sarà coperta da contributi. Il Comune interverrà con fondi propri solo per una quota vicina al 10-15%, pari a 500.000 euro, derivanti dall'accensione di mutui e da alienazioni. Tra i cantieri pronti a partire nel 2026 figura il completamento del piste ciclabile, oltre a interventi di manutenzione nelle frazioni e nel centro storico e importanti lavori di adeguamento antincendio. Chiari i programmi anche per il 2027-2028. Nel 2027 restano poi un grande intervento, che è quello su cui stiamo riflettendo, quello messa a norma della scuola media Rocca, che è una cosa fondamentale tra gli edifici scolastici feltrini, che è rimasta un po' fuori mazzo fino ad ora. E nel 2028 vediamo di prendere in mano il municipio e altri lavori, insomma, importanti sulle cose. Ci sono una serie di opere complesse, ciclabili, manutenzioni delle frazioni, manutenzioni in centro, interventi anche corposi e comunque che la città aspetta da anni, e che vedremo sono in buona fase di progettazione adesso, e che vedremo riuscire ad appaltare entro il 2026. L'amministrazione, per traguardare questi obiettivi, è riuscita a intercettare risorse residue nel PNRR, in particolare per l'asilo di Villa Paiera e per la realizzazione della mensa della nuova scuola di Mugnai. Poi bisogna pensare al dopo piano nazionale di ripresa e resilienza. Dal 2027 in poi è fondamentale la nuova programmazione dei fondi strategici dei fondi comuni confinanti. Questa è una fonte di finanziamento per noi fondamentale. Non si fanno opere nel comune di Feltre, o si fanno opere relativamente, senza la compartecipazione del fondo dei comuni confinanti. E poi vediamo, dopo la fine del PNRR, quali strumenti verranno messi in gioco dalla regione o dal governo nazionale per finanziare le opere pubbliche. A Cesio Maggiore adesso, perché nascerà a Pullir una nuova fattoria sociale. Firmata la convenzione tra il Fondo Comuni Confinanti e il Comune di Cesio Maggiore per la realizzazione di un progetto di ristrutturazione e riqualificazione di un fabbricato in località Pullir. L'intervento, totalmente finanziato dal Fondo, riguarda nello specifico l'acquisto e il recupero da parte del Comune di Cesio Maggiore dell'ex colonia numero 8, edificio storico risalente alla fine del XIX secolo, oggi in stato di abbandono e degrado, di proprietà dell'ULSS 1 Dolomiti. Lo stabile sarà interessato da una profonda trasformazione, restituendo al territorio un bene di grande valore storico e sociale. Con una ristrutturazione profonda sia dal punto di vista statico che dal punto di vista architettonico darà vita ad un nuovo splendore. Ci sarà la produzione di prodotti agricoli, ma ci sarà anche una fattoria sociale, ci sarà il modo di avere la possibilità di integrare persone che hanno bisogno di sostegno sociale, ma anche ragazzi o scolaresche che
che vogliono vedere com'è la coltivazione dei prodotti agricoli, come si fa la trasformazione e anche come si faceva una volta a determinate pratiche. Il progetto prevede la realizzazione di una fattoria civica sociale che sarà affidata in gestione a un soggetto del terzo settore. Noi abbiamo bisogno di mettere queste sentinelle, di potenziare queste sentinelle del territorio, perché dobbiamo dimostrare la storia che abbiamo avuto nel tempo, ma anche la potenzialità nei prodotti agricoli e nella socialità. L'intervento, suddiviso in 2 stralci funzionali, prevede un investimento complessivo di 1.400.000 euro, interamente finanziato, come detto, dal Fondo Comuni Confinanti. Oltre 9.000 biglietti staccati in poco più di 2 mesi, si chiude con un bilancio più che positivo la mostra dedicata a Gustav Klimt al Palazzo delle Contesse di Mel, un successo che conferma come anche la periferia possa diventare centro culturale e turistico. È andata oltre ogni aspettativa l'oro e l'anima grafiche di Gustav Klimt. La mostra ospitata nel Palazzo delle Contesse a Mel. Alla chiusura, nel giorno dell'Epifania, il contatore dei visitatori ha superato quota 9.000 con arrivi da tutto il Veneto ma anche dall'estero, Stati Uniti e Slovenia. Un risultato importante non solo sul piano culturale ma anche su quello turistico e sociale. In 10 settimane di apertura la mostra ha coinvolto scolaresche di ogni ordine e grado, centri diurni e case di riposo con laboratori e visite dedicate. Un successo inaspettato ma sicuramente conclamato e che conferma Mel, il comune di Borgo Valbelluna e l'intera Valbelluna come centro e polo culturale dove le persone sanno che vengono a Mel per trovare il bello nell'arte e nella cultura. Un progetto costruito grazie all'impegno di volontari, associazioni e amministrazione comunale che ha portato benefici concreti al territorio. Il messaggio che parte da qui, oltre naturalmente il successo straordinario di affluenza da tutto il Veneto, è quello che anche nei borghi come Borgo Valbelluna appunto si può fare arte, si può fare cultura e questa cultura e quest'arte porta anche una ricaduta sul territorio. E il percorso non si ferma qui, il Palazzo delle Contesse è già pronto a ospitare una nuova rassegna. Siamo pronti ad accogliere il pubblico per la prossima mostra. Dal 28 febbraio al 10 maggio ospiteremo la mostra qui al Palazzo delle Contesse intitolata Il lavoro dipinto, un insieme di pittori a livello nazionale, una 60ina di opere in mostra e andranno a percorrere da metà 800 a metà del Novecento l'arte italiana. Qualche nome? Sironi, De Pisis, Guttuso, De Pero. Il lavoro dipinto sarà la seconda tappa del progetto Un viaggio nell'anima e nel lavoro, inserito nelle Olimpiadi Culturali di Milano Cortina 2026. Un altro tassello per continuare a portare arte, cultura e valorizzazione del territorio nel cuore della Valbelluna. E va in archivio e con successo la 13ª edizione della Befana del Vigile, andata in scena nel cuore di Belluno grazie all'organizzazione del comune con il comando della polizia locale, la collaborazione dei circoli che si occupano di veicoli d'epoca e i vigili del fuoco. In Piazza dei Martiri quasi un centinaio d'auto, modelli dagli anni 40 a quelli più moderni, nonostante il clima gelido. Ieri in città il termometro è sceso fino a oltre -10, in centro tantissime famiglie con i bambini che hanno approfittato della presenza della Befana per ritirare i sacchetti dono. Dalla Befana ai presepi, perché continuiamo a mostrare le vostre natività, ce ne avete inviate davvero tantissime. Allora stasera vediamo le creazioni degli amici del presepe di Caonada di Montebelluna e poi Augusto Nadal di Sarmede, la famiglia Florian di Carbonera e Pierluigi Marton di Dosson di Casier. Con questo io vi saluto e vi auguro una buona serata. Arrivederci.